Ben ritrovati dalla redazione. Un 57enne triestino è rimasto ferito ieri pomeriggio all'interno del giardino dell'ospedale maggiore di Trieste. Un ramo di un grosso albero gli è precipitato addosso a causa della bora che ha imperversato sulla città. La persona che si era recata in visita dalla madre non è in gravi condizioni, riporta un trauma cranico con ferita, un trauma addominale e agli arti. Il 57enne è stato prima soccorso dal personale sanitario del Maggiore e poi portato in pronto soccorso a Cattinara. Bora dunque su Trieste, la raffica più forte registrata dall'Osmer nel capoluogo regionale è stata di 101 km orari. Diverse zone della città sono rimaste senza corrente elettrica per un periodo più o meno prolungato a seconda delle zone. Segnalazioni sono arrivate da Muggia al centro città fino alla zona di Cattinara e Strada Nuova per Opicina. Quasi 148.000 euro sono stati donati da Fondazione Mediolanum all'Associazione ABC Burlo per i bambini chirurgici e verranno utilizzati per l'attività a sostegno di 800 bambini con questo tipo di patologie. Il sostegno è stato reso possibile grazie a Banca Mediolanum che ha trasformato le scelte dei clienti in un gesto solidale. I clienti che hanno sottoscritto i prodotti della banca abbinati al progetto solidale nei mesi tra ottobre e dicembre del 2023 hanno contribuito alla raccolta fondi di Fondazione Mediolanum a favore delle 3 associazioni che operano presso importanti ospedali pediatrici italiani. L'incontro con il governatore della Virginia Glenn Youngkin ha posto le basi per la sigla di un Memorandum of Understanding tra lo Stato americano e la regione Friuli Venezia Giulia per favorire le imprese italiane e statunitensi a investire nei due territori. Una nuova opportunità di sviluppo reciproco che contribuirà all'economia della regione e anche in un'ottica più ampia dell'Italia. Quanto emerso dalla riunione tra il presidente del Friuli Venezia Giulia, Federica, e Glenn Youngkin nell'ambito della missione istituzionale della regione in corso negli Stati Uniti e alla quale partecipano anche i vertici dell'agenzia Select FVG e della direzione Relazioni Internazionali. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata odierna sulla regione. Nuvolosità variabile con rovesci sparsi dal pomeriggio e qualche possibile temporale. Quota neve sui 1000 metri circa, temperature sotto la norma del periodo. Le minime in pianura fra 3 e 6 gradi, le massime fra 15 e 17 gradi, sulla costa minime fra 6 e 9 gradi, massime fra 13 e 15 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.